Cosa deve fare un uomo nel caso in cui ti chiamasse con un altro nome? Beh, intanto ti chiedo chi è questa. Secondo la psicologa che è in me, diciamo che ha la fossa pronta. Farsi solo segno della croce e sperare in bene. Ma li taglio il cazzo io! E tu hai la soluzione finale. Esatto, taglio proprio con la forbice, Che mi è anche capitato una volta. Ho detto che era una signora che passava spesso davanti a casa mia e mi sono confuso. Il suggerimento è? Sempre mentire, inventarsi, favole. Ah, favole. Favole. Hai due decisioni o inventi favole, meglio morto che col cazzo tagliato. Che cantare fuori una scusa a dire so un attimo sbagliato, niente che ho visto, mettiamo ipotesi, un video su Instagram. No, ma sei il nome di mia zia, Ah, il nome di tua zia. che mi chiamo Sottino. Non sta a guardare dove che appunti fanai, porta dove che perché io. Da me io che ti scambi. No, non può fare niente. Siccome galoppare il toro, bisogna che ti stacchi in piedi, se ti caschi ti hai perso. E lì si fa vedere se ti si buono oppure no. Ci sono sempre problemi, me ciappo e mie. Sei finito lì, non c'è niente da fare. Devi mollarla. Hai creato un precedente. Ieri ho salutato una mia amica, mi è tornata in mente e provo, macchia vaga finisce mai. Nella vita bisogna sempre provare. Hai una faccia credibile su ste cose te.